No, I'm not a writer. Ah, quella disgraziata dove deve andarmi ogni volta, e neanche il CP dice prendiamo le vie più semplici, più facili. Cazzo, piove sul serio qua. Perché non prendiamo la strada come tutti? Andiamo al CP. A parte che io Mona sto anche fumando, e quando fumi la nicotina ti fa venire le vertigini, no? Dai, via Angela. La sigaretta che mi ha rotto i coglioni, sta merda di... Nevica, piove molto. Cosa? Mi sembra tanto difficile qua, ce la fai? Sì, fai. Se no si può girare. Ti tiro un pugno. Che troia. Chi me l'ha fatto fare? Ciao fontanone gigantoni. Fontanoni gigantoni. E adesso dobbiamo andare dietro il fontanoni gigantoni. CP. Wow, era il bar di ieri sera questo, bellissimo, vero CP? Era un bel bar, cacchio. Noi siamo andati dentro là, dentro a quel bar. Di là di più? No, di qua di più, guarda, c'era ancora. Caro mio CP. Cara! Ecco, vedi, Alessia mi aveva detto, dai che andiamo per di là, cioè dove vedi quell'ondata di male, no? Di acqua ghiacciata. Dove c'è la Sì, un attimo nell'acqua ghiacciata andiamo. Guarda, vado là, ti lavi comunque anche là volendo, vedi? Yabba, guarda che spruzzate di acqua che arrivano. Bello! È un canale un po' così. E potremmo fare come nel film di Cocktail, che vanno sotto la cascata ghiacciata e la fuffata, no, hai capito? Ok, ritorno. CP ha detto vado di là, mica Mona io. E io. La vado. Ok, allora abbiamo fatto una riunione di 3 secondi che consisteva praticamente in andiamo di là che c'è più sole, sì va bene, ok via, e quindi abbiamo deciso così, insomma adesso andiamo. Quindi ho usato questa tattica un po' orientale che praticamente mandi avanti la donna per vedere insomma, se ci sono campi minati, serpenti velenosi. Amy, ferma qui. L'antipasto. Sì, l'antipasto. Sì. No, hai mangiato prima. Niente antipasti oggi, no. Ciao Fufi! Guarda, ma vuole giocare, a guizzaglio lo stesso. Ciao bello, ciao Fufi! Che bello! Ciao! Ciao! Piano però, piano che gli fai male, piano, se no non gioca. Proprio. No, è che è pesante, sta dopo su con le unghie e senti i cani, cai. Amy, piano, anche per me che mi... Amy, basta, dai, hai le unghie, c'è un cane anche cicciolo. Amy, giù, vieni. Mica già hai trovato. Aspetta, perché i cani in braccio con i cani è una tentazione molto forte.
Infatti se un giorno trovi i cani tipo un po' aggressivi, mai prendere il cane in braccio. no, Cioè se prendi il cane in braccio proprio al 100% sì. Hai visto? Tuo amico. Dai, andiamo su bionda. È bello il tuo amico. Lo segui. Ciao ciao. Brava. Prendi, vai avanti e non cadere nei buroni. Sicuro come il male che dopo mi chiedi, ma con quel posto da favola perché non siete rimasti là? Perché è freschetto, cioè sotto le cascate si muove un sacco d'aria, più l'acqua ovviamente è la cascata, che è fredda, quindi faceva parecchio freddo lì, poi è freddo e umido, cioè non è un posto rilassante a fare il picnic da pranzare, capito? Cioè da vedere senz'altro. Dimmi già. Ah sì, se lo viene messa in piega, cari dal Signore. Adesso ci ricordiamo dov'è il posto. A parte che l'ho puntinato, quindi posso usare le puntine per i miei, cioè per me, hai capito? Cioè io le faccio, io me le godo. Guarda CP, che bei funghetti, fiorellini, muschi, lichene, musli, cereali, c'è tutto. E guarda questi che colori. Questa specie di verde è un po' trasparente, penetrato dal sole, sì, anche un po' porno, no? Come descrizione, penetrato dal sole così. Fermi qua, poi puoi le cose. È vero? È la natura che organizzazione, eh?